Mister, sabato è andata così così, come hai visto i ragazzi, come l'hanno presa, che cosa gli hai detto a fine partita? Allora, sì, un po' di rammarico c'è, però a fine partita sono andato in spogliatoio e la prima cosa che ho detto, ho fatto i complimenti perché hanno fatto secondo me una gran prova di voglia e di carattere, quindi siamo cresciuti rispetto al girone d'andata. L'unica pecca è il risultato, che secondo me il pareggio, ripeto, ci stava. Abbiamo preso gol al 90esimo se non sbaglio, e comunque soddisfatto e comunque abbiamo sempre visto la cosa in maniera positiva. A me piace parlare sempre di positività e non di negatività e quindi andiamo avanti così. Come pensi di battere la Giussaghese? Eh, eh, Naturalmente se c'è la possibilità di fare un gol in più, però no, a parte gli scherzi, allora innanzitutto è un derby, quindi un derby secondo me è sempre una tripla in linea di massima perché non si guarda mai la classifica, è un derby molto sentito, magari forse qualcosa in più rispetto a domenica. ehm, che dire, dare sempre l'1% in più della squadra avversaria e andare a cercare le cose positive e poi giocarsela, che il migliore vinca, insomma. Proverai qualcosa di particolare stasera? Ma stasera sicuramente, l'ultimo giorno della settimana, prima della partita, cercheremo di fare un po' di tattica come facciamo solitamente. I ragazzi vedo che mi ascoltano, quindi abbiamo lavorato bene anche questa settimana. In bocca al lupo. Crepi. Direttore, sabato è andata così così, adesso ci aspetta un altro derby. Come lo stai vivendo? Come ogni derby, le partite si sentono, ovviamente c'è amicizia fra le società, ma ovviamente durante quei 90 minuti c'è quella dose di sano campanilismo che ovviamente fa sentire la partita, insomma. Ovviamente, tanto per dire una parola che ti piace tanto, sabato non sarà in panchina. Sabato non sarò in panchina purtroppo per la squalifica, così dai è andata così, ho protestato un po' troppo, però sosterrò i ragazzi dalla tribuna e qualcuno mi sostituirà adeguatamente in panchina. Come hai visto i ragazzi questa settimana? Ma come sempre hanno lavorato bene, si impegnano, corrono, si danno da fare, ascoltano il mister, quindi stanno facendo quello che devono fare. Poi il campo dirà sempre chi ha ragione e chi no. Aspetteremo il verdetto del campo sabato. Che cosa deve mettere in campo il Villanova per battere la Giussaghese? Sicuramente voglia, determinazione, ascoltare, portare in campo quello che il mister ha preparato in settimana e poi ovviamente un derby. Come domenica sabato scorso l'abbiamo perso al 90esimo per un episodio, magari questa volta girerà a noi, chi lo sa. In bocca al lupo. Crepi. Andrea, si preannuncia un'altra bella battaglia. Avete smaltito l'amarezza della partita di sabato? Buonasera, sì, diciamo che sabato abbiamo provato, ce l'abbiamo messa tutta per cercare di portare a casa almeno il punto fino alla fine e purtroppo non è stato così. Passato questo capitolo, adesso ci siamo immersi durante la settimana nel prossimo derby che abbiamo sabato contro la Giussaghese e già da lunedì che abbiamo fatto il primo allenamento ci siamo confrontati, abbiamo fatto giusto due parole e trovato la giusta motivazione per la settimana. Il mister cosa vi ha detto a fine partita? A fine partita ci ha fatto i complimenti per la partita che abbiamo fatto, seppur i primi 10-15 minuti non li abbiamo interpretati bene, non ci siamo calati subito nella partita in modo adeguato, però poi dopo nell'arco della partita siamo usciti, abbiamo cercato di fare il massimo per recuperare lo svantaggio e provare a vincerla e come succede nel calcio alla fine dal possibile vantaggio si va a perdere, quindi succede, rimaniamo concentrati rispetto al girone d'andata, sappiamo che il girone di ritorno sarà più difficile, però proviamo a vincerle tutte o a portare a casa più punti possibili. Secondo te come si batte la Giussaghese?
E come si batte la Giussaghese? Secondo me con voglia, determinazione e cercando di fare un bel gioco. Poi sono una bella squadra, la partita d'andata secondo me non fa testo perché venivano da un momento no, quindi noi invece eravamo in un trend positivo e si sono scatenati dei fattori che hanno portato la partita verso una direzione. Sabato sarà tutt'altra partita e lo sappiamo e cercheremo in qualsiasi modo di portarla a casa. In bocca al lupo. Crepi. Come si prepara una squadra in vista di un derby molto importante? Oddio, i preparativi sono molteplici. Per la parte tecnica ci pensa il mister e lo staff tecnico, che io non entro in merito. Per quanto riguarda l'aspetto della salute, diciamo, dei giocatori, io mi preoccupo della preparazione muscolare e comunque anche e soprattutto forse l'aspetto psicologico, perché nei derby con i paesi vicini c'è sempre una guerra interiore che mi riporta anche ai miei tempi quando la vivevo direttamente sul campo, per cui è dura, ecco, è dura. Come li preparerai per battere la Giussaghese? Beh, li preparo intanto perché devono dare tutto e forse un pochino più di quello che hanno dato l'ultima volta, perché battere un derby significa sì fare calcio, ma significa anche evitare le baruffe, evitare le provocazioni, sopportare meglio gli stimoli da sotto e cercare di reggere il confronto, insomma, ecco. Come li hai visti alla fine, al rientro dal derby di domenica? Beh, il derby domenica è stato un pochino una scottatura perché abbiamo preso su un tiro in porta uno dei pochi che hanno fatto e hanno vinto e abbiamo perso, però dico, l'impegno c'è stato, anche la partita è stata bella, combattuta, per cui ci sta, insomma, che possiamo anche perdere la partita. Speriamo domenica di recuperare e di vincere la seconda di partita.